Lepo pozdravljeni v oddaji Žile, benvenuti nella trasmissione Žile. Žile significa le vene, questo è il soprannome della nostra rappresentativa di calcio. Ja, seveda, to je vzdevek naše reprezentanze, tiste, ki se bo udeležila leta 2020 Europeade, Evropskega prvenstva avtohtonih jezikovnih manjšin. Gremo torej Žile na Europeado. Naša gosta sta danes v tem prostoru selektor oziroma trener naše reprezentance Mario Adamic in Alen Carli, chi è igralec in pomožni trener. Quindi questi due protagonisti e della nostra trasmissione e della nostra squadra, l'allenatore e il vice allenatore oltre che giocatore. Mario, torej, kakšno vzdušje v naši reprezentanci, kaj pravijo naše Žile? Skratka, začenja se pomembno obdobje, maj, juni, to bo obdobje treningov in tudi enega prijateljskega turnirja. Prav zadovoljen sem s tem, kar so pokazali. Posebno to odnos do te ekipe je bil zares izreden. Koliko igralcev si imel doslej na razpolago, oziroma če mislimo na treninge lanskega leta, in koliko jih je zdaj na spisku? Torej, videli smo kar precej igralcev, mislim približno 50, zdaj smo to malo skrčili in smo prišli na 24, ki so poklicani za naslednji trening. Zdaj do Alena, tebi, zakaj ne vprašanje v italijanščini, quindi sentiamo anche il nostro Alen che è giocatore del Sistjana Seslian e vice allenatore di questa squadra. Insomma, parlaci un po' di questo tuo ruolo doppio nella rappresentativa, ovvero nelle Žile degli Sloveni d'Italia. Sì, il doppio ruolo è nato l'anno scorso che sono tornato a giocare a calcio, perciò siamo messi d'accordo con il mister Adamic che avrei continuato ad aiutarlo, ma principalmente mi sarei concentrato sul ruolo di giocatore. Prima Mario parlava dei giocatori che sono stati chiamati appunto a far parte di questa rappresentativa, l'anno scorso una cinquantina, adesso sono rimasti in 24 sulla lista per l'inizio degli allenamenti che iniziano a fine mese. E tu, insomma, cosa ne pensi? Quante possibilità ha un giocatore come te alla fine nell'essere scelto tra gli 11 che vanno in campo nelle partite che contano? Ma penso che l'importante sia per me che per gli altri compagni di squadra è esserci, essere partecipi dentro questo progetto. Poi è chiaramente che ognuno di noi spera di giocare il più possibile, però come ho già detto a Igor a inizio qualche anno fa che mi ha chiesto se potevo dare una mano, ho detto che la davo volentieri al di là di quale fosse il mio ruolo. Quello che fa piacere è esserci e far parte e rappresentare la nostra comunità. Med 22. in 23. junijem v Avstriji in sicer v Velikovcu bo potekal prijateljski turnir, ki ga prirejajo sami organizzatori Europeade. E quindi tra il 22 e il 23 giugno si va in Austria, tra gli sloveni dell'Austria, organizzatori di Europeada 2020, quest'anno per giocare un torneo amichevole. Kakšna so pričakovanja torej za ta turnir? Vem, da bo zelo kakovosten, pa je, da pridejo tudi take ekipe, ki imajo že kar nekaj uspehov za sabo, ko govorimo seveda o tovrstnih turnirjih. Tako je. Mislim, končno bomo videli, pri čem smo, kam lahko cilja naša reprezentanca. Kot pa je rekel Alen, važno sedaj je vzdušje. Mislim, res igralci so navdušeni nad tem, treningi so vsi potekali dobro, zato mislim, da gotovo bomo pokazali to, kar je v naših močeh. Potem, kako so drugi, vem, da nastopajo tudi trikratni zmagovalci, torej edini zmagovalci tega Europeade, vseh treh prejšnjih izvedb, in zato tako nestrpno pričakujem, tako da tudi mi vidimo, pri čem smo. Kdo naj bi lahko zasedal napadalno linijo? Torej, od vseh igralcev, ki smo imeli na treningih, je bilo nekaj več kot 50, mislim. Sedaj napadalci so torej še kar v redu, imam napadalno vrsto, torej bi omenil gotovo Davida Colja, potem je Kevin Kerpan, potem je Kazelli, da ne pozabim na Alena Kadeca, ki je tudi pokazal posebno v drugem delu sezone, da res tudi on dobro napreduje. Odlično, torej, je, da bo prava toča golov, vsaj tako si želimo seveda vsi navijači.
No in kot smo že slišali, med igralci je tudi naš Alen, ki ga bom zdaj vprašal, kako je zadovoljen s potekom letošnje sezone. In sicer predvsem govorimo o samem prvenstvu, kako si zadovoljen s svojo formo, kako si zadovoljen s tem, kar ste pokazali v prvenstvu v vaši ligi, govorimo seveda o društvu oziroma ekipi Sistjane Sesljana. Ja, mislim, sezona je bila pozitivna, cilj je bil miren obstanek. Smo štartali zelo dobro, smo bili tretji, četrti po prvem delu prvenstva, potem pa v drugem delu smo malo popustili, tudi ker kader igralcev ni bil zelo širok. Kar se tiče moje forme, sedaj smo na koncu sezone, tako da nisem v optimalni formi, kar je tudi normalno. Vsekakor imam še mesec časa, da se pripraviti na turniru v Celovcu, tako da je čas bolj da se regenerirati, kot da se dobro pripraviti. Insomma, la tua stagione può ritenersi positiva. La squadra Sistjana Sesljana ha giocato un buon campionato, se vuoi dirci qualcosa anche in italiano, specialmente per quanto riguarda la tua forma e per ciò che avete fatto come collettivo. Sì, il Sistjana Sesljana penso che ha disputato un buon campionato, l'obiettivo stagionale minimo è stato raggiunto, che era quello di una salvezza tranquilla e che per noi è molto importante, ci teniamo, mentre a livello personale sono tornato a giocare quest'anno e sono riuscito a fare 30 partite su 30, perciò è un piccola soddisfazione personale, la mia età, e chiaramente essendo a fine stagione non è che sono in grande forma, però è anche normale, poi per andare su a Klagenfurt c'è tempo per prepararsi. E noi quindi attendiamo con tanta partecipazione, insomma, questa partenza per Klagenfurt. Concludendo il nostro spazio, avrei il piacere anche di condividere con coloro che magari non conoscono bene la comunità degli sloveni d'Italia e questo progetto Europeada, quindi passo la palla al nostro CT, all'allenatore della squadra della minoranza o della comunità degli sloveni del Friuli Venezia Giulia, che ci spieghi l'importanza del progetto Europeada e perché questa Europeada è una bella occasione per il calcio degli sloveni in Italia e in generale per il Friuli Venezia Giulia. Naturalmente questa manifestazione è praticamente un campionato europeo delle minoranze linguistiche che si svolge già, questa è la quarta edizione. Noi siamo stati invitati quest'anno per la prima volta, quindi è un onore per noi partecipare. Devo dire anche l'altra soddisfazione, che è quella che siamo sotto l'egida della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi rappresentiamo il Friuli Venezia Giulia, la Lega Nazionale Dilettanti, e qui direi un grazie al presidente Hermes Canciani, che ci ha dato veramente non una ma più di una mano in questo. Hai detto benissimo, e quindi siamo orgogliosi di rappresentare il Friuli Venezia Giulia in questo grande progetto internazionale. In s tem zaključimo to našo prvo oddajo, ki je namenjena našim žilam in seveda projektu Europeada, e con questo chiudiamo quindi questa prima puntata dedicata al progetto Europeada e chiaramente alle nostre žile, la rappresentativa di calcio degli sloveni d'Italia. Rad bi se zahvalil tudi našemu sponzorju, ki je glavni sponzor naše reprezentanze, in sicer banki ZKB Trst Gorica. Vorrei ringraziare anche lo sponsor ufficiale della nostra rappresentativa, delle nostre žile, ovvero la ZKB Trieste Gorizia. Hvala lepa, da ste bili z nami in seveda aplauz v virtualnem smislu za oba gosta, Mario Adamič in Alen Karli, l'applauso per i nostri ospiti in seveda skupaj dajmo navijati za žile! Ciao!